attacchi sono minimi e questa invece è la tappa successiva. Da El Ciocco si arriva a Varazze, 227 km, con l'asperità della Foce Carpinelli e del Passo del Bracco. Su queste due vette si rivede Italo Ziglioli e lui protagonista in salita. Poi nel finale si sprecano e non si contano gli attacchi per la vittoria di giornata. Fraccaro, Lasa, Jansen, Paolini, Perletto, Bortolotto a turno cercano di evadere dal gruppo e di anticipare gli sprinter. Il Giro sta prendendo la strada del nord e delle Dolomiti. Nel finale di tappa il colpo riesce però a Francesco Moser e a Miguel Maria Lasa. Moser parte lungo, anticipa anche lo spagnolo, contiene il ritorno degli sprinter e alza le braccia. Terza vittoria di tappa al Giro. Sercou beffa gli altri velocisti. Un buon bottino per Moser che risale al sesto posto in classifica a 1 primo e 5 secondi da Gimondi. Come dire che sono ancora tutti lì e che il Giro è quanto mai aperto. Gimondi, Bertoglio, De Muink, Baronchelli, Moser, ancora tutti in lotta per la vittoria finale.